come no? Sì, fanno mezz'ora di che. E non anche il Gregorio può entrare, ma anche il Gregorio. Buonasera a tutti, BC TV, un attimo che andiamo, ecco qua. Diciamo, no? Sì. Pronto, allora, BC TV, te non de oggi di 17 del su mese di agosto 2026, siamo in un momento che ti è sparito sul schermo virtuale e quindi vi ne ho proposto uno provvisoriamente gai veloce e quindi andiamo ad innanzi andiamo a vedere come ti si presenta Togliere Saida, si presenta De voi, si presenta attacchi su quello completamente libero, però non riesco a tardo come è andata a finire, ma mi pare che però ieri siete più o meno voi di sul Caravallo che non l'ha detto, no, mi sono sbagliato, resta poi fino alla stagione che poi a mezzodia è cominciata a popolare e a Salduasa gli scappa pure qualche cultivo di Abba, fino a salvatelo, poi torna a spalazzare e a 7 le orterie praticamente non batta per una nube, 31 gradi temperatura massima, 22 gradi temperatura minima. E dimos crasa, allora crasa, si presenta De Goi, e 31 gradi temperatura massima, 21 la minima, più o meno che oggi, sole pleno, viene da salvato e poi comincia a coccolare, ma cosa del pacco punto e resta gai tutto su zero. E va bene, oggi dalle scritte scritte. Dia dopo una esta, quindi il giornale è spacco pleno, cioè poca roba, insomma, oggi è tipo un lunedì, ma magari appunto un lunedì normale, di altre mese, insomma, ma il mese di agosto bagalo po spacca roba, quindi dimora poco letto, tu che poco poso manco una spot interessare, dimos a prima pagina. Ah no, però non manca un attimino, non manca giù Basile, che è importante, non ha discusso un attimino che abbiamo detto, mi pare dell'aereo comandato, e così Basile, lo mandiamo subito, ecco qua, inviato, può arrivare che però tocca inchessire, tornare a entrare, un attimo che lo attivo, ecco qua, eh, un attimo, chiaramente la rua che hanno per fare le impresse, no, non ha che mai impresso. Ecco qua. Ecco il Muredane del Custo, Alman di Nuoro, vetrina di monili tradizionali e il loro valore esorcizzante. La mostra Coronas e altri rituali sarà aperta fino al 27
settembre, una bella iniziativa in un Bettino Basile, sono organizzatore, il protagonista, il conduttore, vino di questa bella iniziativa, complimenti a Tino, Agostino, ma noi lo chiamiamo Stino, o chi resta interessato di questo argomento, di questa bella cosa, insomma, ed è veramente preparato a proprio occasione dell'intervistare e a vero conoscete Sarte. Namoro da innantisi e diamo de attero, intanto siamo una parte sul giornale, travolta da un barchino di migranti, ragazza di 17 anni ferita mentre fa il bagno a Su Giudeo. È grave al Brozzo, questa piscina è stata travolta in acqua davanti alla spiaggia di Su Giudeo a Chia da un barchino con 14 migranti a bordo. Una ragazza di 17 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bruzzo di Cagliari dopo l'impatto con il natante. E dopo l'impatto il natante ha proseguito la corsa fino a Turreggia, dove gli extracomunitari algerini sono stati fermati, identificati e portati dai carabinieri nell'hotspot di Monastir, dal quale adesso nessuno può più uscire, sostiene Rosanna Lavezzano, quest'ora di Cagliari. Perde il controllo della moto, morto un 26enne, ferita la fidanzata. Oh, schianto fatale con la moto all'alba di ieri a Masainas, un militare del poligono di Capoteoleada di origine pugliese, ma residente da anni a Giba, è morto dopo aver perso il controllo ed essere rovinato sull'asfalto all'entrata della strada statale 195 che percorre il centro abitato del paese del Sulgi. Si chiamava Simone Convertini, aveva 26 anni, viaggiava insieme alla sua ragazza di Sant'Anna Resi, Sefora Pugello, di 23 anni, che è rimasta gravemente ferita. Energia, la richiesta dei comitati alla regione. La Presidente Todde ci pensi e porti in aula la legge Patobello. L'urbanistica è l'unica vera leva per difendere la Sardegna dalla speculazione energetica. Ora l'hanno detto anche i giudici, così i comitati sardi, dopo la sentenza con cui la consulta ha stabilito che la classificazione delle zone agricole è il presupposto giuridico per blindare i territori dall'assalto delle rinnovabili, perché a far fede è l'utilizzabilità. Vabbè, noi siamo più gai, ma comunque è stato un tentativo. A Bodi, a Bodi Narat, stadio, ormai ci siamo. A Chia per pochi giorni di ferie di mare, scandite da gite e partite a tennis con Angelo Binaghi e Fiorello. Il ministro dello sport Andrea Bodi ha parlato dello stadio del Cagliari. Siamo alle battute finali, il lavoro entro primavera. Va bene. Andiamo da innantisi. Giallo, un ex 007 sardo trovato morto in Tunisia. Era detenuto nel carcere di Mornag, condannato per evasione fiscale. Parti tra le barche dentro il parco, cioè no, che neanche a Cardio e a Pede, giornalista da Caffone. Troppi passeggeri, il treno si ferma, viaggio da incubo. Era in un bed and breakfast, disposta l'autopsia, sassarese di 48 anni, trovata senza vita. Era in un bed and breakfast. Allarme plastica, partiti nuovi siti di stoccaggio, ma resta l'emergenza nell'isola. Invasione di VIP nell'isola, la Sardegna è la più richiesta. E poi abbiamo varie notizie dalla Sassari, Ferragosto, controlli, denunce, arresti a Iteri e Sendri. Olbia, un giorno al pronto soccorso, incidenti, risse e immersioni. Numero, crescono le zone a 30 km/h. In città serve maggiore attenzione. Oristano, orti urbani, pronto un piano per 70.000 euro. E per piano 70.000 euro per 27 lutti. Cagliari,
Chia, grave 17enne, travolta da un barchino di migranti. L'abbiamo già visto, sapete il giornale. Andiamo da innanzi, le strade più sicure in città, dissuasori e limite a 30. Nuovi attraversamenti pedonali rialzati in viale Murichessa, misure urgenti dopo gli ultimi incidenti. Serve prudenza. Questo è il nuvolo. La distrazione, soprattutto legata all'uso del telefono, e l'alta velocità si confermano le principali cause di incidentalità sulle strade cittadine. L'amministrazione comunale di Nuoro corre ai ripari e dopo l'ultimo scontro di giovedì sera in viale Morichessa, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, con conseguenze gravi per il motociclista che rischia la semi-amputazione del piede, ha deciso di adottare ulteriori provvedimenti per la sicurezza, istituendo attraversamenti pedonali rialzati ed imponendo restrizioni di velocità in diverse strade urbane. L'unico mezzo davvero efficace sembra essere la riduzione di percorribilità a 30 km all'ora nei centri abitati. E va bene, andiamo a Trento. Cammino di Bonaria, bisogna pure zicchero, mercoledì la prima tappa, men fondamentale collaborare con realtà della sofferenza. La staffetta dell'inclusione si unisce al viaggio dell'associazione sarda. Il bastone di Francesco Calledda, Zicchiedu, detta il ritmo, indica la via, scandisce le giornate, intrise di fede, devozione e soprattutto inclusione. Sì, perché il cammino di Bonaria non va in vacanza, rimarca con orgoglio Antonello Menne, avvocato, primo convinto camminatore. E se la partenza odierna da Monteconare fa capire subito i virtuosi contenuti e mettere nel mirino l'arrivo di Cagliari fissato per domenica 23, la tappa di ieri ha svelato la vera novità di un'avventura che accoglie a piedi del Cristo Redentore e a pochi giorni dalla festa di Nuoro del Redentore. E vabbè. Rosei, Barone, filiera, musei, visite, ma com'è che non va che non riguarda. La raccolta è migliorata, l'esta l'emergenza plastica, via ai conferimenti nelle strutture temporanee di CACIP e CIPINES. Lacuni pronti a inviare altri siti e individuare altri siti intermedi per lo stoccaggio. Un problema la plastica. Ferragosto la Sardegna oltre ogni record. Strutture ricettive occupate soprattutto dagli italiani. Anche settembre e ottobre in crescita. Grandi numeri e caos negli weekend nelle principali località balneari e nelle città. Maria Pia, Portoferro, distese di rifiuti in spiaggia. Ad Alghero e Sassari numerosi interventi del 118 per giovane in coma etilico. Oh, siamo a posto. L'hanno detto i giudici, ci salva solo Pratobello. Appello dei comitati a Todde, dopo la sentenza della cultura, Pia Illusione. La legge è ferma in Consiglio regionale dal 2024. Non ci sono più scuse. L'intesa sulla presidenza, commissione speciale sull'energia, a settembre la prima convocazione. Con la sanità, l'energia è la materia che ha messo più a dura prova l'attuale maggioranza di governo che governa la Sardegna, soprattutto sul fronte della lotta agli speculatori delle rinnovabili. Prima la moratoria, poi la legge sulle aree idonee e non all'installazione di impianti e prima la moratoria.
poi la legge sulle aree di installazione di impianti e successive pronunce costituzionali che ne hanno colpito i punti centrali determinando un vuoto normativo. Sullo sfondo la proposta popolare Pratobello 24 che poggia sulla potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica prevista dallo Statuto e oggi all'esame delle commissioni quarta e quinta del Consiglio, ma che dopo le audizioni a comitati promotori costituzionalisti sta vivendo un momento di stallo. Numero innanzi, il drone abbattuto in Romania, la NATO sembra un velivolo russo, raid incrociati, almeno 12 morti. Escort russa anti-Putin, uccide disertore di Kiev, rischia 30 anni di carcere, omicidio colposo. Un omicidio ad altissimo valore politico per l'Ucraina, visto che la vittima, Robert Sakharev, è un ufficiale disertore ricercato per alto tradimento dal 2014, quando consegnò ai russi senza combattere l'unico sottomarino di Kiev. Adesso viene fuori che per compiere la missione i servizi segreti ucraini hanno messo in campo una donna russa, Margarita Reut, che il 13 agosto è riuscita ad uccidere il militare a Sebastopoli in Crimea. Ad attirare l'attenzione dei media, tanto russi quanto internazionali, è il fatto che Reut, nata a Yaroslavi, a nord-est di Mosca, compare sui siti web di Escort, oltre a lavorare anche come biologa. In più, per conto degli 007 ucraini, ha eliminato uno dei disertori più ricercati da Kiev, diventato ufficiale nella flotta russa nel Mar Nero. Reut ha piazzato della dinamite in un cestino dei rifiuti, pochi minuti prima che Sargev passasse. L'uomo è morto sul colpo. Alla donna, di cui è nota la sua dissidenza verso il Cremlino, l'omicidio potrebbe costare 30 anni di carcere. E vabbè. Hormuz, tregua finita tra USA e Iran. Cos'era da non credere. Trump annuncia lo stretto sarà territorio americano. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Il presidente Donald Trump ha annunciato venerdì a sorpresa che avrebbe designato lo stretto territorio degli Stati Uniti molto presto, mentre lo status dello snodo strategico, da dove transita un quinto del petrolio e del gas mondiale, resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. L'Iran ha replicato a stretto giro definendo le minacce e gli annunci del presidente statunitense fuori luogo. È un'assurdità, annate Michele. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, né con una portaerei, né con un ordine, né con un discorso elettorale. È stato e rimarrà iraniano. Lo stretto sarà chiuso e riaperto solo su comando dell'Iran e finché non accetterete la realtà della sconfitta, l'Iran continuerà ad imporre il blocco. E sta qui sul barrosino. Andiamo da innanzi, no, questo eravamo già isti, scusate, ecco, scusto, maxi attacco incrociato Kiev e Mosca, il bilancio dei governi, 14 vittime, pioggia di droni tra Russia e Ucraina, uno abbattuto in Romania. E vabbè, e diciamo che voi terminamos, scusate l'orario, ma mi aveva arrivato lo tempo a questa situazione e quindi abbiamo capito di cominciare prima. O valido il motivo, come no che non partiti la sigla, eccola qua è spartita.
A menzo il videre di buonatotto dai Pizzi TV, adioso e menzo.